Fiato alle trombe, in Veneto è la festa della polizia locale, una celebrazione voluta dal governatore Luca Zaia. A Venezia la cerimonia va da Piazza San Marco allo storico teatro La Fenice. Qui vengono consegnate le onorificenze e la medaglia d'oro per meriti speciali per aver, con sprezzo del pericolo, impedito o contrastato azioni criminose. Premiate alcune operazioni degne di nota, una delle quali vede protagonisti 4 agenti del comando della polizia locale di Vicenza. Gli agenti Roberto Medolago, Anna Menin, Nicola Stocchero e il vicecommissario Alessandro De Franciscis, che rivive i momenti dell'operazione che ha ricevuto il riconoscimento. A dicembre 2019, pochi giorni prima delle festività natalizie, alla centrale operativa è sopraggiunta una chiamata di un gruppo di 5 persone che in giro per il centro storico di Vicenza fermavano soprattutto ragazze di minorenni e con varie minacce cercavano di estorcere del denaro a favore di una fittizia associazione. Siamo intervenuti prima con un personale in borghese che hanno individuato i 5 giovani che si erano praticamente divisi lungo Corso Palladio e poi abbiamo assistito a quello che effettivamente facevano, minacciando proprio questi ragazzi e tutti i minorenni per estorcere appunto del denaro. Siamo intervenuti poi anche col personale in divisa, abbiamo fermato i 5 ragazzi e siamo riusciti a convincere i genitori dei minori a sporgere denuncia nei confronti di questi ragazzi. Così ci è stata data la possibilità di procedere nei loro confronti per truffa e riuscire ad assicurarli alla giustizia. Ancora una volta viene riconosciuta l'efficienza della Polizia Locale di Vicenza, dopo il premio ricevuto lo scorso novembre a Parma da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. In quell'occasione a vincere era stato il Nucleo Operativo Speciale, valutato miglior progetto a livello nazionale per la sicurezza urbana. La Regione Veneto, cui vanno i nostri ringraziamenti, ha riconosciuto alla Polizia Locale l'importanza dell'azione dell'operato anche in materia di prevenzione delle truffe, che è abbastanza usuale e frequente nelle nostre città. Quindi un lavoro quotidiano che trova anche premi e riconoscimenti da parte delle istituzioni.